Il lavoro che andremo a fare insieme sarà inizialmente composto da una parte di riscaldamento in cui andremo a preparare il nostro corpo a quello che poi verrà proposto nella parte centrale. La parte di riscaldamento avrà un ritmo appunto basso, quindi uno sforzo leggero da mantenere, è costituita da 4 esercizi, ognuno dei quali sarà mantenuto per 20 secondi e seguito da un recupero passivo di 10 secondi. Questi 4 esercizi verranno poi ripetuti per 2 volte complessive. Dopodiché passeremo alla parte centrale. La parte centrale sarà costituita da 2 circuiti. Il primo sempre costituito da 4 esercizi, ognuno dei quali andrà fatto dalle 12 alle 15 ripetizioni e cercheremo sempre di ripeterlo per 2 volte complessive. Dopodiché faremo un recupero sempre passivo di 2 minuti e andremo poi a lavorare con il secondo circuito, anche questo costituito da 4 esercizi mantenuti sempre dalle 12 alle 15 ripetizioni e anche in questo caso cercheremo di farne almeno 2 giri completi. Al termine faremo una parte finale di defaticamento, sempre molto blanda e leggera come nel riscaldamento iniziale, in cui andremo a fare degli esercizi di stretching per allentare la muscolatura che abbiamo utilizzato precedentemente. Mi raccomando, prima di cominciare il lavoro, indossate il cardiofrequenzimetro e autocontrollatevi, quindi cercate sempre di rimanere all'interno del range di frequenza cardiaca che vi è stato prescritto dal vostro medico. In più cerchiamo appunto di aiutarci utilizzando la scala di Borg, che insomma è molto facile da usare, è una scala numerica che va da 6 a 20. Noi cercheremo appunto nella parte del riscaldamento di rimanere ad una intensità che deve essere percepita come leggera. Nella parte invece centrale, quindi dei 2 circuiti, cercheremo di percepire appunto un'intensità che deve essere un po' pesante. Invece nella parte finale del defaticamento ritorneremo alla stessa intensità percepita nel riscaldamento, quindi sempre un qualcosa di leggero. Nello specifico adesso vi faccio vedere appunto la tabella, eccola qua. Nella parte appunto del riscaldamento cercheremo di rimanere nei quadratini verdi o al massimo nel primo quadratino giallo, e invece nella parte centrale del lavoro con i 2 circuiti cercheremo di rimanere all'interno dei quadratini gialli. D'accordo?